l'assenza dell'infrastruttura sia in campo, cioè, del digitale che nell'energetico è un deficit che deve essere assolutamente colmato. La necessità del nucleare è impellente e sempre più le istituzioni se ne rendono conto e gli errori del passato devono essere risolti. Sono molte le sfide cui devono far fronte i giovani imprenditori oggi. Se ne è discusso durante il 36esimo meeting dei giovani imprenditori del Nord-Est all'M9 di Mestre, promosso dai comitati regionali giovani imprenditori di Veneto, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige, con il gruppo dei giovani imprenditori del Veneto nel ruolo di project leader. Uno dei focus è stato il dibattito sulla possibilità di creare un hub intelligente per il Nord-Est, sui fattori strategici e le nuove materie prime di competitività industriale, ma è stata anche l'occasione per affrontare il tema dell'intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale è uno strumento, noi non dobbiamo pensare che ci sia un passaggio epocale dal punto di vista industriale, non è che vengono chiuse le nostre industrie perché c'è l'intelligenza artificiale, anzi al contrario, attraverso l'intelligenza artificiale possiamo avere strumenti, metodi di gestione, di controllo e anche di innovazione maggiori, è uno strumento a supporto dell'industria.